Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati in nostra compagnia e con i nostri ospiti. A questo punto vi presento prima i nostri ospiti, così comprenderete anche bene di che cosa andiamo a parlare. Quindi ben arrivato, ben ritrovato Massimo Cestaro, segretario dello SPCGIL del Veneto. Accompagnato, e quindi a questo punto lo presento immediatamente, da Matteo Greggio Miola, studenti per UDU Padova. Ben arrivato, studente universitario. Abbiamo il piacere di avere Francesca Benciolini, assessore alle politiche abitative del Comune di Padova, grazie anche a lei, ed Emilio Viafora, segretario regionale del SUNIA Veneto, e qui si aprono gli orizzonti. Allora, parliamo di emergenza abitativa, ovvero il problema degli alloggi, che è un problema, come voi ben sapete, certo per gli studenti, ma non soltanto. Ci sono delle categorie più fragili, ci sono famiglie con figli, ci sono anziani, pensionati, che hanno pensioni anche medie, e abbiamo scoperto anche pensioni abbastanza dignitose, che purtroppo si trovano in difficoltà nel rinnovo dei contratti di locazione perché non riescono a sostenere questi canoni locativi molto alti. Quindi è un'emergenza generalizzata, sostanzialmente mancano gli alloggi. Ma cosa si sta facendo per quel che riguarda il nostro territorio regionale, l'ente di ingrandimento su Padova, perché abbiamo il piacere di avere l'assessore che rappresenta un'amministrazione comunale. Cosa può fare il sindacato che tutela gli inquilini? E allora, vediamo di inquadrare un po' la situazione. Qual è questa criticità, segretario? Allora, intanto non mancano gli appartamenti in Veneto, perché abbiamo 457.000 alloggi sfitti. Dunque, la prima cosa che bisognerebbe sottolineare è come si opera per sbloccare il mercato dei fitti, sul mercato libero, prima di parlare di un altro tipo di edilizia. Qui allora abbiamo anche una bella slide, i numeri dell'emergenza abitativa, qua dice 417.000 gli alloggi sfitti, e sono numeri, assessore, dopo andiamo a parlare anche Poi no, bisogna fare la tara su questo, perché non tutti i 417.000 alloggi sono magari recuperabili al fitto, no? Perché magari sono posti in località assolutamente inaccessibili, oppure sono in fase di decadenza e robe di questo genere. Noi abbiamo fatto una stima che almeno il 60% di questi alloggi potrebbe essere sbloccato. E poi arrivo perché non si sblocca, ma questo poi abbiamo un problema che è nazionale, che è regionale, che è particolare. Noi siamo il paese nel contesto europeo con meno alloggi con minore patrimonio pubblico. In Francia viaggiamo intorno al 30%, in Germania sul 28%, in Spagna sul 19%, l'Italia al 4%. Ed è, tra l'altro, come dicono anche i numeri della slide, quindi 7.874 alloggi di edilizia residenziale pubblica, quindi il 20% del patromonio. È stato, no, quello lì è il dato degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica. Okay? Adesso gli alloggi in Veneto sono 34.000 quelli che sono di natura pubblica. Negli ultimi 7 anni abbiamo avuto un decremento pari a 6.000 alloggi, perché non si è in grado di fare le manutenzioni, c'è stato un pezzo di smobilitazione di patrimonio pubblico e la cosa peggiore è che si è messo in moto un meccanismo per cui, siccome non riesco a fare le manutenzioni ordinarie, svendo un pezzo di patrimonio e con quello che riesco a recuperare recupero una parte di quello che c'è. Andando avanti di questo passo noi abbiamo fatto la previsione che tra 10 anni il patrimonio pubblico non ci sarà più, perché abbiamo situazioni in cui l'intervento manutentivo è particolarmente significativo, perché abbiamo appartamenti senza ascensori, con scarse possibilità di assicurare una qualità dell'abitare dignitoso, perché mancano riscaldamenti, non sono adeguati, ci andrebbe fatta una politica di riposizionamento per quanto riguarda le caldaie, perché abbiamo molti impianti centralizzati, perché molti di quegli aumenti sono determinati dal fatto non tanto dell'aumento dei fitti e dei canoni, ma quanto delle spese condominiali, perché molti appartamenti rimangono sfitti, però il carico del riscaldamento va su quei pochi che rimangono e dunque la gente va in morosità. La Regione ha accumulato, le varie ATER hanno accumulato, mi pare, 32 milioni di canoni non riscossi, perché la gente non può pagare canoni che hanno avuto questo impennato. A questo si è accompagnato un regolamento folle che ha approvato la Regione nel 2018 e che sta producendo problemi. Allora,
Intanto non esistono più le assegnazioni a tempo indeterminato. Le assegnazioni vengono fatte e ogni anno i cittadini devono ripresentare un l'ISEE e la condizione soggettiva che testimoni, che certifichi che i requisiti per abitare in un alloggio popolare ci sono. Okay? Quindi ci sono queste assegnazioni, avvengono con certi requisiti, questi requisiti però vengono vagliati di anno in anno. Io non capisco, ogni anno però le persone devono presentare. Però la Regione si è inventata un'altra cosa, che ha detto che poi va rinnovato il contratto alla scadenza dei 5 anni, che significa un aggravio di costo, di registrazione, robe di questo genere, che non serve assolutamente a nulla, perché se io non ho i titoli per stare in un alloggio popolare, si interviene annualmente, dunque perché devo fare il rinnovo quinquennale? Non si capisce questa cosa. L'ultima considerazione è di questo tipo. Se si vuole pensare di mantenere la natura di azienda alle ATER, se non c'è un flusso di risorse, come si chiama, strutturale che viene assegnato, quelle ATER non sono in grado di fare le aziende in attivo, perché la Regione dovrebbero produrre attivi. Come si produce attivo se noi concentriamo nell'edilizia residenziale pubblico solo la marginalità sociale e abbiamo fitti solo a canone sociale? Dunque sono aziende destinate o a fallire o a diminuire complessivamente il patrimonio. Noi pensiamo che è venuto il momento di fare una riflessione tra Regione, sindacati degli inquilini, ma anche sindacati che rappresentano il mondo del lavoro, dei pensionati e degli studenti, e l'ANCI, i comuni, per vedere come si reimpostano le politiche abitative. Purtroppo l'assessore regionale non è che non ci sente, nemmeno ci vede, perché non risponde nemmeno alle lettere, dunque è difficile interloquire con lui. Quindi avete fatto già delle interpellanze, no, delle domande? Abbiamo fatto veramente 10 richieste di incontro unitarie, CGIL, CISL, UIL, SUNIA, SICE, TEUNIAT, e non abbiamo avuto mai una risposta. Quando parliamo naturalmente con gli uffici ci dicono che le nostre osservazioni sono giuste, però non possono essere i tecnici a decidere, perché deve decidere la politica. Ci manca sempre un interlocutore, per quanto riusciamo ad avere degli interlocutori manca sempre qualche interlocutore di riferimento. Assessore, lei comunque rappresenta l'amministrazione comunale, però comunque è a conoscenza delle dinamiche. Quello che ci raccontava il segretario è estremamente preoccupante. Questione ATER, ci spieghi ai nostri telespettatori perché non tutti sono a conoscenza di tutto ovviamente, cosa sono e qual è la criticità per quel che riguarda quello che le compete naturalmente. Allora intanto sui termini, perché proprio a volte c'è un po' di confusione. Allora l'edilizia residenziale pubblica, quindi ERP, sono le case di proprietà pubblica, che sono in parte di ATER, che è un'agenzia regionale, in parte di proprietà dei comuni. Quindi la situazione è che all'interno di ogni territorio ci sono delle abitazioni, degli alloggi di proprietà pubblica che vengono assegnate con un'unica graduatoria che viene fatta dai comuni secondo la legge regionale, e da questa graduatoria i nuclei che sono in graduatoria possono essere destinatari di case che sono o di proprietà del comune o di proprietà di ATER, a seconda di qual è l'alloggio più idoneo rispetto al nucleo che in quel momento in questo grande blocco di alloggi che sono un po' di una. Quindi se lei mi chiede la situazione di ATER, in realtà immagino intendesse la situazione ERP, esatto, quindi ERP. Okay, no, però è un errore che spesso viene fatto, e quindi mi fa anche piacere poterlo mettere in fila. E cosa è successo? Giustamente negli ultimi decenni non c'è più stata una politica nazionale sulla casa. Noi ricordiamo i piani sulla casa Fanfani o i piani a Firenze di La Pira, cioè il momento storico in cui era cosa pubblica di cui si occupava il pubblico il tema della casa, e quindi venivano man mano finanziati piani casa per costruire o per mettere a posto le case di proprietà pubblica sia di ATER che del comune. Questo ha provocato, come è stato detto, da una parte la mancanza di nuove case pubbliche, e quindi passare a un 4% di alloggi pubblici rispetto alla necessità significa che io in quegli alloggi andrò a mettere sempre e solo una fascia molto molto fragile.
mentre un paese come l'Austria, che ha il 40% di alloggi pubblici, ha all'interno di quel recipiente persone con anche redditi diversificati che favoriscono quindi la sostenibilità di tutto il sistema. Cioè renderla più imprenditoriale, diciamo. Ma non è una questione di imprenditorialità, sì, è una questione di sostenibilità. Cioè se io redditiva, dai, remunerativa. Esatto, se io ho la possibilità di avere entrate diverse dai canoni, perché i canoni sono commisurati ai redditi delle persone, è chiaro che riesco a far stare in piedi tutto il sistema. Se invece io non ho fatto case nuove, non ho messo a posto le case che ho e quindi man mano queste case non le posso riassegnare perché se non ho di minima gli impianti a posto e a regola, io quelle case non le posso assegnare. Quindi nel tempo si sono anche man mano rese meno efficienti, meno utilizzate e quindi meno a posto. Cosa succede? Che io man mano depaupero il mio patrimonio, quindi come è stato detto molti comuni, molte ATER si sono trovati a vendere case, quindi a diminuire ancora di più a fronte di graduatorie sempre più numerose. Le graduatorie di Padova, la penultima era di 1348 nuclei aventi diritto di casa pubblica, oggi è di 1801 nuclei, quindi a distanza di 2 anni, quindi aumentano il numero dei nuclei che hanno diritto ad avere una casa pubblica e diminuiscono il numero delle case che io posso mettere a disposizione. Questo naturalmente è un grosso problema perché in un momento in cui il mercato privato non è più in grado, che è rimasto diciamo, l'unico a fare le leggi diciamo, sull'abitazione, ha aumentato gli affitti in modo esponenziale, io ho tutta una fascia che non è più soltanto quella della massima fragilità, è anche quella di persone che hanno una pensione o hanno un reddito o addirittura hanno 2 redditi che non possono trovare abitazione e questo è un grosso problema. Ci vuole un pensiero, ci vuole una visione, ci vogliono degli strumenti perché questa cosa... Ecco, le chiedo, per siccome ci sono amministrazioni che sono al secondo mandato, più anni, perché queste ristrutturazioni non sono state fatte da parte dei comuni di queste abitazioni, per quel che compete i comuni? Perché io non posso chiedere allo Stato, che non avendo l'interlocutore nella regione, perché ci manca appunto l'assessore, perché? Allora, la mancanza di fondi ha fatto sì che dovrebbero essere regionali, ha fatto sì che i comuni e gli enti locali, quindi territoriali, non abbiano avuto la possibilità di avere fondi, soprattutto fondi strutturali, cioè sapere di poter contare su tot fondi nei prossimi tot anni permette di pianificare una rimessa a posto di tutte queste case, sia che si tratti di driatti, cioè di piccole manutenzioni e magari sostituzioni di impianto, sia che si tratti di ristrutturazioni di intere palazzine che sono rimaste vuote. Quindi la mancanza di fondi strutturali che dovrebbero competere allo Stato e alla Regione non sono arrivati ai comuni. I comuni che hanno quei budget che sono molto definiti, quindi oggi si avvalgono di bandi che vengono man mano fatti, ma che spesso, noi oggi per esempio stiamo ristrutturando alcune palazzine con un bando che risaliva al 2014, oggi la situazione abitativa è molto diversa, i nuclei sono molto più esigui di numero, quindi avremo bisogno di case ristrutturate in un certo modo per dare risposta a nuclei che magari sono unipersonali, ma stiamo ristrutturando con un bando di 10 anni fa che prevedeva dei progetti e delle ristrutturazioni di cui oggi magari non ho bisogno. E quindi c'è proprio una impossibilità di pianificare per mancanza di visione, per mancanza di fondi, che adesso io parlo per me come comune, io tra i 1650 alloggi di proprietà del comune in questo momento ne ho 350 che sono sfitti perché mancano quel minimo di ristrutturazioni. Stiamo cercando insieme all'amministrazione, abbiamo stanziato adesso dei fondi fissi per garantire un riatto di tutte queste abitazioni, però chiaramente dentro il budget di un comune che non dovrebbe prevedere questo tipo di importi, scegliere di mettere qui, come è giusto che sia, il budget significa poi rinunciare ad altri tipi di servizi. Quindi sono scelte che vanno fatte in politica. Certo. Diceva appunto l'assessore, faceva capire anche che stiamo parlando di diverse fasce, non proprio deboli e fragili, perché poi anche se parliamo di studenti, insomma, non sono proprio... Sembra dire fragili, non mi sembra proprio il caso, però comunque sono in condizioni tali per cui la locazione privata del privato cittadino con i prezzi che ha raggiunto diventa veramente proibitiva.
Cioè, io ho avuto degli esempi di pensionati molto dignitosi, cioè da mettere la firma ed avere quella pensione, però no. Dopo sentiamo anche gli studenti. No, ma la cosa un po' quella che diciamo, abbiamo anche visto in qualche altro nostro appuntamento, no? Cioè, per esempio rispetto agli ultimi effetti dell'inflazione sui trattamenti pensionistici, se li guardiamo in valore assoluto uno può dire beh, sono le pensioni diciamo, anche significative dal punto di vista insomma, del loro peso, insomma, ecco, perché appunto l'inflazione degli ultimi anni col meccanismo della perequazione che diciamo, adegua i trattamenti pensionistici all'inflazione, c'è stato un aumento significativo dei trattamenti pensionistici. Ma abbiamo detto che primo l'adeguamento non corrisponde all'inflazione, nel senso che gli adeguamenti sono sempre inferiori all'inflazione, ma soprattutto sono trattamenti, integrazioni ai trattamenti pensionistici che non tengono conto minimamente dell'aumento del costo della vita. In questo aumento del costo della vita c'è dentro tutto, c'è dentro il carrello della spesa. Noi abbiamo fatto il nostro calcolo che grosso modo l'aumento degli ultimi 3 anni sulle pensioni è stato attorno al 15-16%, l'aumento del cosiddetto carrello della spesa si è attestato tra il 22 e il 24%. I costi, non tanto degli affitti come diceva via fuori prima, ma i costi di manutenzione, i costi di riscaldamento, l'aumento dei costi energetici e anche i condominiali, l'assessore ha detto una cosa importante, le spese condominiali. Certo. Allora, se si guarda il trattamento delle pensioni, diciamo il mero valore assoluto, uno potrebbe dire, beh certo, 1500, 1600 di pensione non è poca roba, stiamo parlando di pensioni medio-alte comunque, ma il problema è come, diciamo, questo trattamento pensionistico si cala con i costi che sono i costi diciamo, della nostra quotidianità. Da questo punto di vista anche noi diciamo che manca un intervento a sostegno non solamente delle fasce più deboli, sicuramente a sostegno delle fasce più deboli, ma anche alle condizioni diciamo, che non sono necessariamente quelle prossime alla povertà. Però mi faccia dire una cosa, che ormai l'andazzo di questo Paese per quanto riguarda la casa, ma per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda l'istruzione, i costi universitari, il motivo ricorrente è arrangiati. E non può essere questa diciamo, la scelta che anche noi come organizzazioni sindacali possiamo tollerare. Occorrono investimenti, occorrono, come abbiamo detto tante volte, pensieri lunghi. Noi dobbiamo guardare alla società non di domani, ma di dopodomani, sì, dei prossimi anni. Anche... C'è questo dato che i ragazzi... Che altrimenti loro se ne vanno all'estero. Certo, i ragazzi che formiamo e anche diciamo, spendendo soldi sia le famiglie che lo Stato, e poi se ne vanno all'estero perché trovano delle condizioni nettamente migliori rispetto a quelle di questo nostro Paese, dove non c'è una politica di investimento sul futuro, non ci sono politiche sulle scelte industriali, ma dove vogliamo andare? Poi è chiaro che siamo ridotti, come si dice, a guardare le piccole cose di ogni giorno, ma la situazione è davvero complicata. Occorrerebbe anche qua, mi faccia dire un'ultima cosa, adesso poi magari faremo qualche altro appuntamento, ma per esempio nella logica dell'autonomia differenziata, ecco, lì per esempio se andremo a vedere bene le norme scritte, i comuni avranno un ruolo ancora più residuale di quello che hanno adesso per quanto riguarda il sistema di assistenza ai cittadini. Quindi bisogna starci attenti sulle cose, perché giustamente i comuni hanno bisogno di essere valorizzati rispetto al ruolo che hanno di prossimità nei rapporti con le persone. Occhio perché l'autonomia differenziata, se passerà, ovviamente noi speriamo di no, sarà un duro colpo ai comuni. Ecco, è sempre una questione poi di risorse, bisogna vedere, è sempre una questione di risorse. Per gli studenti, la criticità che avevate palesato con delle azioni anche abbastanza palesi, insomma, così, è cambiata? C'è stata qualche assegnazione in più? Insomma, qual è adesso? Ma la situazione non che sia migliorata particolarmente rispetto ai tempi che vedo anche spesso nelle slide che corrono, in cui abbiamo appeso uno striscione molto grande dal Ponte di Rialto con scritto "Vogliamo un futuro qui", come diceva anche Massimo. Quello risale, mi sembra,
a un annetto fa, un anno e mezzo fa, oppure vedo le tende, una protesta, anche quella che abbiamo portato avanti a livello nazionale poi, perché non si parla Sì, di infatti Padova. stiamo parlando anche a livello regionale, più che altro, non è solo una Sì, questione. regionale ma nazionale, perché ad esempio la protesta delle tende parte da Milano. Parte da Milano ma poi si estende a macchia d'olio in tutte le università principali in Italia. Perché Esatto, qual è la questione? La questione è che parte da Milano perché forse è un po' l'emblema di questo sistema in cui gli affitti sono sempre più alti, in cui il costo della vita è il più alto, ma anche in città molto più piccole come può essere Padova, che se pensiamo alla dimensione di Padova da quella di Milano, per carità magari possiamo trovare degli affitti un po' più bassi rispetto a Milano, ma se rapportiamo anche il tenore di vita delle persone tra Padova e Milano, il reddito medio di una persona di Padova e di Milano, alla fine in proporzione non è che cambi tanto il discorso. Quindi il problema ovviamente è nazionale, il Sud poi in particolare vive una condizione anche completamente un po' più particolare con altre peculiarità e non si riesce mai... Quindi non si è sostanzialmente sbloccata da quando voi avete iniziato a manifestare, quindi avete sempre difficoltà a trovare alloggi. Qual è la principale criticità? Cioè che cosa avviene? Non ci sono, non li trovate, vi viene obiettato no, non per studenti, oppure per studenti a condizione che... Qual è un po'? Perché alcuni dicono che ci sarebbero degli alloggi, però a parte il prezzo ci sono anche delle condizioni a cui vengono dati in locazione. Sì. Chiedo anche alla SUNI. Gli alloggi ci sono anche, perché spesso ci ritroviamo a cercare casa anche tramite Facebook oppure tramite gruppi auto-organizzati tra noi studenti, in cui quando uno studente lascia una casa pubblica l'annuncio per trovare un subentro. E quindi anche in questo manca secondo me un po' un aspetto di pianificazione vera e propria. Poi c'è il problema anche della residenzialità pubblica per gli studenti. In particolare a Padova abbiamo un ente regionale per il diritto allo studio, l'ESU, che è rimasto commissariato per 20 anni. Quindi per 20 anni non ha potuto investire, per 20 anni non ha avuto finanziamenti. Quindi un po' come i comuni, cioè non è stato investito nelle case, non sono state ristrutturate, qui questo ente non ha fatto investimenti, quindi non ci sono alloggi. Anzi. Infatti questa mancanza per questi 20 anni, negli ultimi 20 anni adesso la situazione si è sbloccata e si sta riprendendo piano piano con tutte le difficoltà del caso, anche perché è un ente regionale che dipende molto da quanto vuole finanziare la regione e come dicevano anche prima la regione spesso non è che abbia tra le priorità le politiche abitative. Adesso si sta pian piano riprendendo, ma nel frattempo c'è questo buco di 20 anni durante il quale gli studenti a Padova sono aumentati, ma le residenze pubbliche no, talvolta sono state anche chiuse alcune residenze. Perché ovviamente voi puntereste di più sulla residenza pubblica con un canone sostanzialmente basso, chiedo se sostenibile, giusto? Sostenibile. Che vuol dire, cioè che differenza, che gap ci sarebbe tra i canoni? Ma adesso un postoletto mediamente costa postoletto, non sto parlando di un'abitazione, sui 450 euro, sbaglio. Per una stanza singola sì. Per una stanza singola siamo a 400, a Padova, in altre parti è di più. Sì. Questa è un'implicazione terrificante dal punto di vista, no, vorrei dire tra l'altro ad adiuvandum rispetto al ragionamento che faceva, come ti chiami? Matteo. Che nel PNRR c'erano destinati 60.000 nuovi alloggi da destinare agli studenti fuori sede. Okay? Nella revisione del piano quel numero è stato fortemente abbassato, per cui abbiamo, rispetto a una domanda che c'è, abbiamo un abbassamento dell'offerta. Io dico che questo ha un'implicazione molto grave. Per quale motivo? Perché non consente più due elementi. Prima, che gli studenti possano scegliere la sede dove formarsi. Ecco, allora lei mi sta introducendo un tema molto importante. È un'altra cosa, che è bloccata la mobilità sociale, perché moltissimi lavoratori, lavoratrici, ma anche impiegati che vivono di un solo stipendio, okay? Mentre prima io vengo da una famiglia operaia del sud, io e mia sorella siamo potuti andare all'università fuori sede, perché allora non c'era l'università nella mia città, oggi questo è impedito. Dunque noi abbiamo bloccato la mobilità sociale, stiamo ritornando a una società chiusa,
castale, in cui solo i figli di chi sta bene può accedere all'istruzione superiore, ma molti sono gli esclusi. A questo si aggiunge quello che veniva detto. No, me le voglio interrompere perché ho la pubblicità che mi incombe e qui voglio darle un attimo di spazio per completare questo discorso, perché non è di poco conto e ci apre anche ad altri versanti, per cui abbiate pazienza, qualche secondo veramente, torniamo insieme tra poco.